Francia sconvolta dall'orrore e la paura, terrore che serpeggia in tutta Europa. Il fondamentalismo islamico non è mai stato così vicino a noi, così vicino al nostro paese. In una Parigi sotto assedio, la polizia fronteggia gli attentatori dello Charlie Hebdo, asserragliati in una tipografia in un paesino a nord, e al contempo, in un quartiere della capitale, un affiliato ha fatto irruzione in un locale ebraico. 500 chilometri ci separano dall'orrore che subito ha fatto scattare l'allarme, alzando il livello di sicurezza anche nella nostra regione. In mano alla Digos la lista con una trentina di nominativi di musulmani osservati speciali che vivono in Veneto e che i carabinieri tengono sotto stretto controllo a causa delle loro idee fondamentaliste. Una situazione che preoccupa in primis lo stesso presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Dico che questo è un segnale di preoccupazione. Dico che quando ci allarmavamo, ci preoccupavamo e ci preoccupiamo per i 200.000 immigrati che sono arrivati con Mare Nostrum, non vogliamo, almeno io non voglio dire che siano 200.000 delinquenti, ma dico che c'è il rischio concreto che almeno una mela marcia su 200.000 ci possa essere. Non è una questione di essere razzisti, continua il governatore Zaia, ma concreti nei confronti dei veneti che chiedono sicurezza. La Digos intanto controlla, interroga in un Veneto tutt'altro che tranquillo. Solo l'estate scorsa le verifiche avevano portato ad allontanare da San Donà di Piave un musulmano che si professava imam per le sue idee fondamentaliste. Si susseguono le iniziative in Veneto di solidarietà con le vittime francesi, mentre si alza il livello di guardia e la protezione agli obiettivi sensibili, tra questi l'aeroporto Marco Polo di Venezia, terzo scalo in Italia con voli da e per il mondo arabo. Difesa che contro il terrorismo necessita di strumenti e agenti particolarmente addestrati che però dal 2011, denuncia il sindacato di polizia UGL, non sono venuti meno. Non è stata più utilizzata la squadra laser. In pratica è una squadra di 23 agenti addestrati proprio per la sicurezza, ma dal punto di vista di far fronte all'esigenza contro il terrorismo.